E siamo tornati anche oggi con il nostro viaggio sulle onde del Mediterraneo e non solo. Nella scorsa puntata di questo, che ormai è una sorta di diario virtuale della crociera della musica, arte e cultura napoletana, ci siamo lasciati tra l'assaggio di una paella e le similitudini tra il mercato di Napoli e quello di Valencia. Proprio a Valencia, tra le sue vie, stiamo cercando i viaggiatori di Scoop Travel per farci raccontare come stanno trascorrendo questa giornata. Venite con noi, così questa ricerca la facciamo insieme e magari ci saranno anche delle simpatiche sorprese. Oggi la tappa è a Valencia. Marco, vieni un attimo perché... Ma è Francesco Procopio. Perché si copre? Ma che stai facendo? Francesco, dobbiamo fare l'intervista, non puoi scappare. No soy Francisco yo. No soy Francisco. No, tú eres. No soy Francisco, yo soy de Valencia. Yo soy Tonín Cardamón. Acerra, conosci Acerra? Non soy. Voglio, però non mi potete darci la salute così. Ma noi dobbiamo fare pure le interviste. No signor, no, però si era detto, fai lo spettacolo sulla nave, poi basta, sei libero. Stiamo arricchendo un po'. No, ma state accedendo alla salute, ma voglio fare un giro con la famiglia, non è possibile. Francesco Spinoza, dove sta? Vabbè, ma lui si sta riposando. Si sta riposando Francesco Spinoza, adesso sta facendo un tour e io invece a fare deve passare una mano. Non è possibile, io sono venuto anche a fare un po' di vacanza, ma state accedendo alla salute, voi mi state intervistando, ma state facendo l'animatore in coppa nave, io vi volevo fare un giro con la famiglia. Volevo fare un giro con la famiglia. Tu vieni con me, la famiglia. Ce lo portiamo, vai. Abbiamo lasciato Francesco Procopio, incontriamo il resto del gruppo di viaggiatori della Scoop Travel in questa crociera. Come sta andando a Valencia? Benissimo, la città è molto bella, la raccomando per venire a visitarla, ci sono molte cose interessanti da imparare. È una tappa assolutamente da scoprire. Assolutamente, grazie, vogliamo dare anche un grazie particolare a Scoop Travel che ci ha raccomandato una delle 3 escursioni che noi abbiamo avuto con loro. Questa è la seconda e la terza la faremo credo a Marsiglia quando arriveremo. Comunque la città è bellissima e vale la pena visitarla. È una città che mi ha sorpreso perché non ero mai stato qui a Valencia e mi ha sorpreso per i due aspetti, sono gli aspetti antichi e quelli moderni. Quelli moderni sono sorprendenti con quelle costruzioni architettoniche veramente molto ardite, ma anche la parte antica mi ha sorpreso positivamente anche per la storia, la cultura che è stata espressa appunto in questi movimenti e con queste tradizioni. In tutto il tour che stiamo facendo c'è una buona accoglienza anche per il senza glutine, lo dico ai miei amici celiaci, si può fare. È un tour che quindi riesce a soddisfare tutti, sì, anche da questo punto di vista? Sì, lo dirò sicuramente a tutti i miei amici. Si mangia bene, spero di mangiare veramente un po' di prosciutto perché ancora non l'ho assaggiato. Oggi a Valencia siamo stati tutti in perfetta sintonia, come sempre gruppo amalgamato, grossi divertimento e soprattutto tanta voglia di vedere e di scoprire la bellezza spagnola. E quindi ancora oggi abbiamo avuto dimostrazione di avercela fatta. E ovviamente l'appuntamento per seguire tutte le altre tappe di questa lunga crociera. Sì, ce ne mancano ancora 3, quindi abbiamo ancora tanto da vedere e da costruire insieme ai nostri clienti.